stata una bellissima passeggiata, facile, adatta a tutti e si fa in un paio d'ore. Abbiamo affrontato le forze della natura sotto forma di un impetuoso vento, soprattutto all'inizio del giro. Ti tiene? Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Val Lapisina, a nord di Vittorio Veneto. Oggi è una cosa pazzesca, c'è un vento terrificante e gelido. Per fortuna faremo un percorso molto semplice che si chiama il Giro del Lago Morto. A dispetto del nome, questo è un luogo bellissimo e frequentatissimo tutto l'anno, soprattutto dagli amanti del surf. Inizialmente seguiamo anche il 1044. Come al mare! Sembra di essere al mare. Infatti qui vengono a balneare d'estate. Sì, adesso il V4 prosegue dritto, lasciamo il 1044 che va sulla destra. Ciao Franci! Questo qui alla nostra sinistra è il Col Visentin. Questo vento non ce l'aspettavamo, però dà un tocco di avventura alla nostra escursione di oggi. Qui c'è anche un percorso vita. Vuoi fare qualche esercizio? Ah, queste cosa sono? Le parallele. Ti tiene? Brava. No.
Sì, esatto, lì a destra. Ecco, ci infiliamo all'interno di questo cancello, sempre aperto. Passato il lago Morto, adesso ci troviamo sulle rive dei laghi blu, che sono però laghetti artificiali, molto carini però. Siamo sbucati in questo posto che si chiama Borgo Faè. Sì, scendiamo giù a sinistra lungo la strada e andremo a fiancare la centrale dell'Enel, famosissima questa. Ma c'è qualcuno che ci abita lassù? No, non credo proprio. Comunque è incredibile quello che hanno fatto. Qui c'è una serie di scalette, la prima è protetta, le altre no, che portano fino a su, in cima, dove c'è una costruzione, non so bene cosa serva, però ci sono anche i cavi d'acciaio sulla destra per agganciarsi con i moschettoni per i lavoratori. Eccezionale. Questa chiesetta è stata eretta a ricordo di alcune persone morte sul lavoro qui e le date sono tutte 1969-1970, gli anni in cui è stato realizzato questo complesso della centrale elettrica. Al termine della discesa sulla strada ignoriamo il bivio a destra e proseguiamo dritti. Qui c'è anche un cartello del V4, molto ben tabellato questo percorso, e sulla sinistra c'è perfino un parco giochi. C'è di tutto: altalena, girello, scivolo, un posto dove arrampicare, delle scalette. Siamo tornati sulle sponde del lago Morto, percorriamo l'altra sponda, quella diciamo così di destra del lago, fino a tornare al punto di partenza. Inizia adesso un tratto con vari saliscendi. Eh sì, oh che bello! Finalmente un po' di tiepidino al sole. Hai visto che colore? Sì, bellissimo. Come il mare della Sardegna. Ogni tanto ci sono delle aperture verso il lago Morto veramente suggestive.
Ecco qualcuno che fa windsurf. Mare. Mare mosso. Com'è? Ghiaccio puro. Ci troviamo nei pressi del borgo Simoi, a pochi metri dal punto di partenza, e quindi stiamo per chiudere l'anello. Noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video, e seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie, e alla prossima escursione con Antelacus.